Bella ragazzi, tutti dal comandante veneziano, siamo a Suzuka FOI, 16° posto in griglia, la peggior qualifica penso della stagione sicuramente. Un disastro, tempo nuvoloso, cominciamo con le medie, vediamo di fare una strategia pazza. Non ho molte alternative, speriamo bene ragazzi. Vai raga, rock and roll, anche se c'è poco rock. Vai. Si parte, volevo recuperare tantissime posizioni, il mondiale lo sapevo che qua rischio di perdere le ultime chance di vincerlo. Mamma mia, una Ferrari se ne va. Una Ferrari se ne va. E questa è una bella notizia. Speriamo sia Vettel, l'unica speranza. Incidentone subito. Non c'è la safety car. E adesso vediamo cosa combiniamo. Mamma mia, una Ferrari proprio partita, via. Devo perdere meno punti possibili, ma sarà dura, non stiamo neanche entrando a punti adesso. Adesso devo fare una gara lunga, eterna, con queste gomme. Il più lunga possibile. Devo rischiare veramente il tutto per tutto. Speriamo sia Vettel quello dietro, ma la vedo dura. Adesso vediamo subito comunque. Gigi penso sia in testa Gigi. Hai avuto un ottimo inizio, ci troviamo in una buona posizione. Primo giro andato. Buon sorpasso su Van Dorn. Questo è veramente un sorpasso degno del miglior Kuma, Guarda Van Dorn, non ci credo. Stoffel, vaffanculo. Van Dorn mi ha colpito. E forse si è anche ritirato gol. Si è ritirato. Bandiera verde. Io ho tenuto la mia posizione in maniera perfetta e meravigliosa. Non mi rompere i coglioni, Van. Sto dando tutto ragazzi per cercare di recuperare. Van Dorn fuori. Van Dorn colpendomi è uscito. Complimenti a lui. Butta via una gara così. Problemi di Stoffel. Sono molto aggressivo ragazzi perché è inaccettabile aver fatto una qualifica così. Non è che mi c'è la standard adesso purtroppo. Devo tenermela per dopo. Ancora fastest di Gigi, il Kuma si butta, kamikaze. Lungo. Mamma mia, però teniamo la posizione, non mi danno l'avvertimento, io la tengo. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Devo dare di più del tutto, raga. Un Kuma in stile Verstappen oggi, ma se lo fa lui nella realtà non vedo perché non posso farlo io in un gioco. Questo è il bello. Poi stiamo anche guidando abbastanza bene. A parte possiamo recuperare qualche punto, lo possiamo prendere. Ricordiamo sempre che siamo con le medie ragazzi, le stiamo spingendo tanto. Ecco qua ho sbagliato. Al prossimo è penalità ragazzi, non posso più permettermi niente. Non posso più permettermi niente purtroppo. Non posso più permettermi tagli anche leggerissimi. Dai, come devi spingere però, cavolo. Si vede che è una buona macchina comunque perché stiamo recuperando su questi abbastanza velocemente. Vorrei solo capire chi ha fatto l'errore con la Ferrari. Ci prendiamo la scia e ce ne andiamo.
Molto bene. Ok. Dai che non stiamo guidando male. Il distacco dalla prima posizione è 16. Ma non mi interessa la prima. Secondi. Siamo in zona point, anche se non basta chiaramente, devo perdere il meno possibile. Non sarà semplice. Abbiamo Pippo Massa davanti, c'è Pippo davanti, c'è Pippo. Comunque le medie sembrano andare anche bene, Il motore leggermente usurato girerà a non mi potenza interessa. Ho rischiato anche il taglio. Stiamo investorando tutto ragazzi, sto gettando il cuore oltre l'ostacolo. Mamma mia, che dura. Purtroppo pago una qualificazione orrenda, ma in Giappone sappiamo che non sono performante. Dopo però arrivano gare quasi tutte buone. Stati Uniti, Messico, Brasile e Emirati Arabi, quindi dopo devo dare il tutto per tutto. Ci vuole il ritiro anche di Bottas, Hamilton, più casino fanno da davanti meglio è. Abbiamo Alonso, questo è proprio questo è un gran sorpasso che riscatta il sorpasso un po' curioso di prima. Nona posizione. Le gomme sono messe ancora bene. Ci vorrebbe proprio una safety car ragazzi, almeno una ce ne vuole. Speriamo di avere un po' di fortuna. E che anche Massa possiamo prenderlo. Questa gara per me è veramente dura. Ottimo. Ottimo direi. Non la stiamo interpretando malissimo. Non la stiamo interpretando male. Occhio, fume occhio. Buono. Non male. Solo che quelli davanti se ne stanno andati ormai, cioè adesso per riuscire a prenderlo bisogna della strategia giusta, incidenti davanti e casini vari. Questo può aiutarmi tanto. Staremo a vedere. Raga, si è ritirato Vettel, si è ritirato il Bibitaro e godo. Io sono in grossa difficoltà, ma si è ritirato il Bibitaro. Questo è importantissimo per il mondiale. Siamo quarti, chiaramente dobbiamo ancora fare la sosta, siamo in una difficoltà abnorme. Dovremmo fare la sosta tra il 17esimo e il 20esimo giro, non manca pochissimo e abbiamo le gomme mezze andate. Abbiamo Verstappen là, raga, no, per guardare non ci credo. Ok, scusate ragazzi, momento di panico, panicata lodra. Ma Vettel è fuori, stiamo calmi. No. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme super morbide. Vettel e Raikkonen è quello che ha sbagliato comunque. Ma è adesso un incidente qua, incidentone. E godo. Sono veramente le gomme anteriori finite. Perez terzo, veramente in fuga, e Perez non farà neanche più soste perché ha le medie per Perez. Complimenti a Perez, grande Force India. Distacco dall'auto davanti. Comunque toglie via punti agli altri, anche il Grosjean è messo bene, bravo Grosjean.
mondiale pazzo come tutti quelli del Cume. Io qualche punto lo devo prendere, però ci vuole una safety car, regalamela cazzo, regalamela. Quando ho visto il ritiro ci speravo, ma non potevo credere, proprio lui, proprio il Bibi. Proprio il Bibi no, perché lui sarà sempre bibitato finché non vincerà in Ferrari. Attenzione, Grosjean ci prova. Attenzione a Romano. Va un po' verso... buono, meno male. Buon sorpasso. Però in caso di passaggio ai box siamo 15esimi, raga. Però un'altra sosta devono fare anche gli altri. Qualcuno va ai box, qualcuno va ai box. Io devo andare fra 2 giri. Spero tengano però le morbide 10 giri. Sono un po' dubbioso onestamente. Proviamoci raga, proviamoci. I nostri errori però. Questo è un bruttissimo errore. Errore atroce. Ma faccio fatica con le gomme raga. Ho le gomme mezze andate. Serve una fottutissima safety car che non arriva. Però la meritiamo per la rimonta fatta. Sarà dura, che possa durare 10 giri le gomme. Ci proviamo, ma sarà dura. Prossimo giro vado ai box. Non questo, ma il prossimo. Ok, diamo tutto in sto giro, andiamo ai box al prossimo. Box in questo giro. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Ok, soste box, box. Quando c'è una bandiera gialla, dammela adesso. Niente, non c'è fortuna. Movite, porca troia, movite. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la... Devo stare davanti a tutti questi. Sì. Oh yes. Mal che vada finiamo settimi, qualche punto c'è. Ok, davanti a questi sono finito. Se ci vorrebbe tantissimo. La safety car non me la danno, sanno che se me la danno recupero tutto e vinco. Perché sarei l'unico forse con le super soft. Che schifo, maledetti stronzi. Perché non vieni fuori un bel ritiro in mezzo alla pista? E invece no, e invece niente. Tutti sono andati ai box comunque questi, quindi altre posizioni non le recupero, sono molto indietro purtroppo. Cioè moltissimo no, però vedremo. Però almeno settimo finisco. E qualcosa su fette le recupero. Buona strategia comunque. Fatto recuperare 3 posizioni. Molto mancano 2 laps, siamo sesti. Ho un po' mollato perché ho visto che comunque ormai era impossibile prenderli. Cerchiamo di tenere sul sesto posto, che comunque insomma dai non è una cosa meravigliosa, però nelle ultime 4 gare posso ancora giocarmi un titolo incredibile con la Force India, quindi non è ancora finita Beppe.
Non è ancora finita. Dobbiamo crederci, però crediamoci, raga, crediamoci. Ok. Pian pianino. Finiamo questi 2 giri e prendiamoci il sesto posto, che se il Grosjean sta arrivando, il Grosjean. Il Grosjean e penso Ricciardo. Ok. Gara alla fine non iper emozionante, se non per l'incidente, insomma comunque il ritiro di Seb, che ci dà ancora speranza. È vero che dovevamo fare più punti, però so che a Suzuka purtroppo è così. È una gara iper sfavorevole, almeno con macchine non le più forti. E inizia il final lap comendiano. Final lap comendiano. Voglio andare di miscela grassa. Non ho molta voglia di rischiare. Vince adesso Gigi. Hamilton è tornato alla grande, ragazzi. Hamilton può vincere il mondiale nuovamente. Incredibile Gigi. Era quinto, quarto o quinto. Adesso le sta vincendo tutte Hamilton. Oh Hamilton. Sì, lo so. Passa la miscela 2 al più presto. Veramente ci hanno massacrato gli altri, però Hamilton ha già finito la gara, Hamilton è già sul podio, Hamilton è già a trombare con le sue... No! Oh! Con le sue fanciulle. E noi qua a sudare. Tanto il Grosjean in lotta con la Red Bull. Sono in lotta. Lotta vera. Ok, dai che è finita. Oh, sesto posto alla fine, che ci può stare. Va abbastanza bene. Ok. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Vabbè, TDGT. Perez è sul podio o no? L'adrenalina cala dopo una... Yes, grande Perez. Dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale pilota. Allora. Il primo in classifica frena la sua fuga. Attenzione, siamo secondi a meno 22 da Seb. Ragazzi, io ci credo. E terzi nei costruttori. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!